Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. I finanzieri del comando provinciale di Udine hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Udine su richiesta della Procura nei confronti di un locale pubblico adibito a discoteca non autorizzata. Si tratta di un locale di San Giovanni a Natisone che pubblicizzava la propria attività irregolare su diverse piattaforme social. Le Fiamme Gialle e la polizia locale della comunità del Friuli Orientale hanno eseguito un controllo nel locale rilevando che era in corso una serata di festa con oltre 150 avventori assembrati, animati alla presenza di un disc jockey. L'esercente è stato denunciato per lo svolgimento abusivo di attività di pubblico spettacolo. A margine della festa sono state contestate sanzioni amministrative per assembramento, mancanza di mascherine e in 4 casi senza Green Pass. Parliamo adesso di sanità, andiamo in provincia di Gorizia, per la precisione nel cosiddetto Basso Isontino. Governatore Fedriga, lei ha parlato dell'importanza di investimenti nel lungo periodo. Sì, in questo ambito oltretutto un investimento molto importante, quasi 50 milioni di euro tra fondi regionali e fondi nazionali, e sono principalmente fondi regionali, per sia l'ospedale del San Polo ma sia il potenziamento di tutto il territorio del Basso Isontino, al fine di garantire da qui ai prossimi anni un cambio netto di passo dei servizi alla salute e del diritto alla salute che garantiamo ai cittadini di quest'area. Vice Governatore Riccardi, quasi 100 milioni per l'Isontino. L'investimento di legislatura è 750 milioni, 400 di questi dal bilancio della Regione. Riguarda il consolidamento e il perfezionamento di alcuni presidi ospedalieri come quello di Monfalcone, ma un grande investimento nella sanità territoriale è il cambio di passo sul quale tutti quanti stiamo investendo per intercettare bisogni di salute prima possibile, con meno peso sugli ospedali, meno complicazioni per i professionisti della salute e soprattutto migliori condizioni di vita delle persone. Andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia che ci sono appena arrivati, nella speranza di riuscire a vederli perché abbiamo chiuso involontariamente la pagina mentre stavamo andando in onda. Allora, dicevamo i numeri di questa giornata sono 4.794 tamponi molecolari, 285 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,94%, 10.304 i test rapidi antigenici realizzati, 1.217 casi pari all'11,81%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 132. I decessi odierni 7. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net, sulle pagine social a noi collegate. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.